Giornata di studi promossa da Confagricoltura, presenti imprenditori ed associazioni di categoria. Indagata la deputata Occhionero, accusata di falso, avrebbe fatto passare Antonello Nicosia, poi finito in manette per suo assistente. Al Pirandello di Agrigento è scena cucinotta a Belvedere Andreozzi con la commedia Le figlie di Eva. Domani 8 dicembre le origini della ricorrenza. A Casteltermini albero ad unginetto ricamato da 150 donne. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Come avete sentito dai titoli, stamani una giornata di studi promossa da Confagricoltura Agrigento, presenti imprenditori, presidenti degli ordini professionali e delle associazioni di categoria. Il nostro direttore Arturo Cantella. Si è discusso delle problematiche dell'agricoltura oggi nel corso di un partecipato convegno promosso e organizzato dall'associazione imprenditoriale Confagricoltura, che ha visto la presenza dei suoi vertici nazionali e regionali, rappresentanti delle istituzioni, della politica, ordini professionali e anche di importanti imprenditori discutere sul tema. È un importante momento per gli amici imprenditori agricoli, per tutti noi. Abbiamo provato a riunire tantissimi imprenditori che daranno voce alle loro esigenze e lo daranno a tanta deputazione regionale, nazionale e europea, alla presenza del nostro presidente nazionale, del nostro direttore generale. Ecco, c'è il mondo che fa impresa, c'è il mondo che fa agricoltura, c'è il mondo che dà lavoro. Agricoltura che è anche un problema, e principalmente un problema sociale oltre che economico, quindi è giusto ed è arrivato l'ora di rimboccarci le maniche, di assumerci ognuno di noi le proprie responsabilità affinché un settore trainante come questo possa fare da volano alla nostra economia. Oggi come Confagricoltura siamo qui ad ascoltare i nostri imprenditori. Per me è importante conoscere il punto di vista dell'impresa siciliana, perché ovviamente in tema poi di governo dovrò rappresentare al governo quelle che sono le attese del mondo produttivo della Sicilia. Certamente il tema del cambiamento climatico è un tema importante, ma non dobbiamo sottovalutare il mercato. Oggi il mercato è un mercato globale, le nostre imprese devono essere competitive, devono sapere essere produttive in uno scenario molto instabile dove si passa dai dazi a tante altre cose. Io credo che l'Italia abbia tutto per far bene a livello mondiale, però dobbiamo fare squadre ed è per questo che c'è necessità di ascoltare per poi fare delle proposte per portare vantaggi alle imprese. Ecco, la Sicilia che ruolo assume nell'agricoltura nazionale? La Sicilia ha un ruolo importante in molte delle sue produzioni, quindi quando si parla di vino, di olio, di ortofrutta, di agrumicoltura, io credo che la Sicilia non abbia nulla da temere nella sua capacità di essere leader. Dobbiamo lavorare affinché l'agricoltura siciliana possa garantire un futuro agli agricoltori, perché in questi anni che cosa si è visto? Che di agricoltura se ne parla sempre più, ma le difficoltà degli imprenditori sono sempre di più. Dobbiamo far sì che ci sia reddito per gli agricoltori. Il rapporto con l'Europa? Il rapporto con l'Europa, noi siamo agricoltori europei, dobbiamo credere nell'Europa, dobbiamo far sì che possa essere costruita una nuova politica agricola comune in grado di dare una direzione agli agricoltori negli anni a venire. Intanto un'iniziativa molto importante alla quale chiaramente non potevo non essere presente, l'occasione per fare il punto sulle tante cose fatte, sulle criticità e sulle tante cose che restano da fare, ma lasciatemi rivendicare con orgoglio un lavoro importante che il governo della regione in questi 2 anni si è messo in campo, oltre 30 bandi, oltre 500 milioni di euro appunto messi a bando, un lavoro straordinario sulle misure a superficie. Eravamo regione fanalino di coda, i nostri agricoltori aspettavano somme datate 2016, 2015, abbiamo fatto un lavoro immenso, siamo diventati la prima regione in Italia l'anno scorso per le erogazioni appunto in agricoltura, siamo arrivati addirittura a pagare gli anticipi del 2019, quindi risorse vere e denaro contante che è giunto nelle tasche di molti nostri imprenditori che quindi con noi continuano ad avere un rapporto di dialogo e di interlocuzione costante. Anche la crisi chiaramente mette del proprio, non a caso abbiamo chiesto e ottenuto intanto da un importante istituto di credito siciliano, Unicredit, la sospensione di rate mutui, cambiari agrari nei territori colpiti dal maltempo e dalla crisi economica. Ci aspettiamo che tutti gli istituti di credito siciliani si associno a questa iniziativa che ha visto ascoltate le nostre richieste da parte appunto della sensibile Unicredit, e che in questo modo si possano alleviare le sofferenze per consentire a tante aziende di stare sul mercato e di ripartire forte anche di tutte le risorse che stiamo sbloccando, che gli consentiranno sempre di più di affermarsi nei mercati, in un mercato che è globale e che non fa sconti a nessuno. Oggi siamo qui per confrontarci con le istituzioni,
istituzioni regionali e la cosa importante è la presenza dell'intero governo nazionale di Confagricoltura con il nostro presidente Giansanti, il direttore generale, il direttore dell'organizzativo, quindi questa è una dimostrazione di forza e anche di onore di Confagricoltura Agrigento, perché Confagricoltura è economia agricola in questo territorio e vogliamo capire qual è la strada che dobbiamo percorrere e quella che intende l'istituzione regionale proporci. Certo, sono tempi difficili, ma sicuramente li sapremo risolvere. Ecco, il futuro dell'agricoltura misto fra criticità e positività qual è? Ma il futuro dell'agricoltura è che gli imprenditori si alzano la mattina alle 6 a prescindere dalle istituzioni, al netto del PSR dico sempre, però le politiche comunitarie servono per agevolare, per aiutare, per controllare pure le attività che vengono fatte su questo territorio. Lei consideri che noi siamo degli ottimi agricoltori e produciamo eccellenze. Di contro, ai noi, le nostre eccellenze poi devono combattere sui mercati con prodotti sconosciuti e non controllati. Ecco dove sta la politica che deve darci a noi tanta fiducia e ci deve dare tanto aiuto, controllare i mercati e agevolare la politica comunitaria su questo territorio. Inchiesta Passepartout, DDA di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati la deputata di Italia Viva Giuseppina Occhionero, accusata di falso in concorso. Avrebbe fatto passare Antonello Nicosia, poi finito in manette per suo assistente. I particolari nel servizio. La deputata di Italia Viva, Giusy Occhionero, è stata iscritta nel registro degli indagati dai PM di Palermo per falso in concorso. Avrebbe fatto passare il radicale Antonello Nicosia, poi arrestato per mafia, per suo assistente, consentendogli di entrare nelle carceri. Il rapporto di collaborazione tra i due però sarebbe stato formalizzato solo successivamente. Alla parlamentare è stato notificato ieri pomeriggio un avviso di garanzia e un invito a comparire davanti PM. Dovrà tornare la prossima settimana in procura a Palermo, ma stavolta da indagata. La parlamentare, che all'epoca dei fatti era esponente di Leu, era stata sentita nelle scorse settimane dal procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido, dai PM Giusy Ferrara e Francesca Dessì, nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto di Nicosia, del boss di Sciacca Curzio Di Mino e dei due presunti favoreggiatori. Dall'indagine era emerso che oltre a progettare estorsioni e omicidi, Nicosia entrava e usciva dalle carceri, incontrando anche capi mafia detenuti al 41 bis, proprio grazie alla Occhionero. Allora, se io ci vado senza deputato a fare la visita, ci vado come radicale a chiedere l'autorizzazione al DAP. O DAP poi comunica al direttore e ci dice: giorno totte vieni Nicosia a fare della visita. E che minchia visita è? Ah, così all'improvviso? E invece con il deputato ci vai all'improvviso, capito? Ci può già essere in qualsiasi momento. Entro di notte pure, ad Agrigento ci vedi di notte. I due si erano conosciuti tramite radicali. Il 21 dicembre Occhionero è arrivato a Palermo e ha incontrato l'esponente radicale, con cui è andata immediatamente a fare un'ispezione al carcere Pagliarelli. All'ingresso ha dichiarato che Nicosia era suo collaboratore, circostanza, hanno accertato i PM, anche attraverso indagini alla Camera, falsa. All'epoca infatti nessun rapporto di lavoro era stato formalizzato. Il giorno successivo i due hanno fatto con la stessa modalità visite nelle carceri di Agrigento e Sciacca. Solo in un secondo momento, dopo 3 ispezioni in istituti di pena siciliani, i due avrebbero formalizzato il rapporto di collaborazione. Nicosia, che è stato arrestato per mafia e ora indagato con l'Occhionero per falso in concorso aggravato dall'avere favorito Cosa Nostra. Ai PM, che l'hanno sentita come persona informata sui fatti, la parlamentare ha detto di non aver avuto contezza della doppia personalità di Nicosia, formalmente paladino dei diritti dei carcerati, di fatto uomo d'onore che portava all'esterno i messaggi dei boss, ma le spiegazioni della deputata non hanno convinto i PM. Domani, 8 dicembre, sarà la festa dell'Immacolata. C'è il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Domani una festa importante per i cattolici è quella che si celebra dell'Immacolata Concezione, un dogma risalente appunto l'8 dicembre del 1854, proclamato da Pio IX, che sancisce come la Vergine Maria sia stata preservata immune dal peccato originale fin dal suo primo istante del suo concepimento. Questa festività era già celebrata in Oriente e venne importata nell'Italia meridionale da monaci bizantini residenti in Sicilia
e fu subito accolta e divenne molto sentita tra la popolazione religiosa. La festa dell'Immacolata è tanto cara a tutti i credenti perché richiama il fatto che tutti siamo chiamati a condividere questa meta, cioè vincere il peccato, come Maria è nata lei senza peccato. Nella situazione di migrazione in cui ci troviamo, siamo tutti incamminati verso la patria del cielo. Lassù finalmente, insieme con Maria, ci troveremo a condividere questa situazione di vittoria su ogni male e su ogni peccato. La storia della Immacolata è lunghissima e complessa, anche se la definizione dogmatica è relativamente recente, perché è soltanto del 1854, quindi è il penultimo dogma mariano definito, l'ultimo è stato nel 1950, l'Assunta, Maria assunta in cielo in corpo e anima. Quindi ci sono tante riflessioni patristiche, popolari, anche in Sicilia in modo particolare l'Immacolata è venerata. Io come salesiano, figlio di Don Bosco, non posso dimenticare che tutto per noi è nato da un'Ave Maria detta con il cuore l'8 dicembre del 1841 con Don Bosco. Don Bosco è il primo allievo dell'oratorio, Bartolomeo Garelli. A Casteltermini si sono accese le festività natalizie con l'inaugurazione nella piazza principale del paese dell'Albero dei Desideri, originale installazione artistica realizzata da 150 donne. Si tratta di una struttura conica alta 8 metri, coperta da 1500 tessere colorate fatte all'uncinetto. L'Albero dei Desideri rientra nell'ambito di un progetto partito da Treviglio che quest'anno coinvolge ben 35 località italiane e 3 città estere. In Sicilia l'unico centro ad aver aderito all'iniziativa è stato appunto Casteltermini. Secondo gli ideatori del progetto, l'albero vuole essere un manifesto all'inclusione e alla collaborazione tra i popoli. Il lavoro all'uncinetto è stato eseguito da cittadine di Casteltermini, ma anche da donne originarie del centro agrigentino, ma che attualmente vivono in altre località. Un lavoro che quindi varca i confini territoriali e che evidenzia il legame con il paese d'origine delle persone che per varie vicissitudini si sono trasferite altrove. Da ieri in via Pirandella d'Agrigento ci sono delle nuove sedute acquistate dai commercianti e residenti per rendere il centro storico più accogliente, una nuova iniziativa di protagonismo civico, mentre gli operatori comunali si occupano di rifare la pavimentazione. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. Al Teatro Pirandello di Agrigento in scena Cucinotta, Belvedere e Andreozzi con la commedia Le figlie di Eva. Vediamo. Dopo l'Antigone di Sofocle della regista catanese Laura Siciliano con l'attore Sebastiano Lomonico e Lucia Cammalleri, che ha aperto la nuova stagione teatrale al Pirandello e che ha riscontrato un'ottima critica da parte del pubblico presente anche per l'intensità che i protagonisti hanno avuto sul palco nell'eseguirli, oggi e domani sarà la volta di una brava attrice conosciuta nel cinema internazionale, Maria Grazia Cucinotta, con Lina Sastri, nella commedia Le figlie di Eva, e anche Vittoria Belvedere. Ne abbiamo parlato con Gaetano Aronica, attore, regista e presidente della fondazione. Al convegno di Confagricoltura anche il famoso grandissimo artista, ma come mai non sei con la Cucinotta? Beh, la Cucinotta intanto arriva tra un po' e poi oggi è il giorno della Confagricoltura, per cui reciterò una poesia del mio amico poeta Nello Lombardo. Ecco, io lo preferisco alla Cucinotta, ma non è vero, stasera tutti a teatro a vedere la Cucinotta e anche domani naturalmente incontrerò lei, Vittoria Belvedere e l'Andreozzi prestissimo e siamo in ansia per questo spettacolo che dicono faccia morire da ridere. Senti, che spettacolo è questo? Beh, è uno spettacolo divertente, abbiamo iniziato con l'Antigone, il pubblico ha gradito moltissimo con una tragedia classica e per quella che è stato detto una stagione generalista io ne vado orgoglioso e stasera ci andiamo a rilassare un pochettino. Ecco, presentiamo magari l'opera di stasera brevemente per chi ci sta vedendo in questo momento. Ma guarda, è sempre meglio non anticipare troppo sulle cose che si devono vedere, abbiamo questo brutto vizio e poi la gente va a vedere una cosa che come se l'avesse già vista. Diciamo che abbiamo 3 grandi attrici che si daranno da fare sul palcoscenico per farci divertire e questo è soprattutto questa è la cosa più importante. E poi ci sarà anche la tua prestazione, insomma la tua collaborazione al teatro è stata enorme, no, in questa stagione.
Ma sì, lo sai, abbiamo fatto quadrare i conti, siamo in una situazione di grande salute, non vogliamo fare passi falsi, vogliamo regalare al teatro l'ultima stagione di questa gestione meravigliosa, sperando poi che ci sia anche un futuro per noi e per altri, insomma che ci sia un futuro per il teatro e soprattutto per Agrigento. 21esima edizione del premio Ignazio Buttitta, ieri uno degli appuntamenti collaterali. La compagnia teatrale L'una completa l'altro ha portato in scena lo spettacolo Nonno Arzillo cerca compagna. Margherita Trupiano. Presidente, il centro Guttuso ha messo su addirittura anche una compagnia teatrale che stasera fa uno spettacolo, insomma un lavoro per la cultura a tutto tondo quello vostro. Sì, devo dire che è stato una cosa veramente bellissima perché il centro Guttuso ogni anno meraviglia anche me. E le iniziative si moltiplicano con un entusiasmo, come per esempio l'entusiasmo che hanno avuto i soci del centro a formare una compagnia teatrale, una compagnia fatta veramente da persone meravigliose che hanno mostrato l'impegno e lo spirito di sacrificio, perché si riuniscono di notte, perché di giorno lavorano tutti, per regalare qualcosa a Favara, non solo a Favara, alla provincia. Guarda, quest'anno abbiamo avuto delle cose in più nella nostra, diciamo, nel premio Buttitta. Abbiamo avuto anche un concerto di musica classica dell'Istituto Musicale Empedocle e mi sembrava che quasi quasi quando dovevamo accettarlo, che cosa c'entra la musica classica con il nostro premio Arte e Cultura Siciliana? Invece è musica classica e storia, e quindi ben venga e siamo stati veramente felici. Che devo dirti, il centro Guttuso veramente è grande perché è formato da persone grandi, persone di cuore, di animo, persone che capiscono che cosa significa associazione e hanno alto senso di servire gli altri più che servire se stessi. E allora questa sera al Teatro San Francesco si sorride? Si sorride e si riflette, dico io, perché tratteremo una commedia contemporanea dove andiamo appunto a trattare le argomentazioni del sociale, dell'anziano inserito nella famiglia, nell'ambito del sociale, nell'ambito appunto dell'integrazione del soggetto anziano, che spesse volte non viene visto come risorsa, ma viene visto come se fosse un peso. Quindi dico, nella sostanza oggi vogliamo sorridere appunto per riflettere e come dire, complimentando quello che possono essere momenti di integrazione della famiglia come unica cellula d'agenzia di formazione, quindi avendo un anziano a casa non è un peso ma è una risorsa. Questa compagnia teatrale nasce in seno all'Associazione Culturale Guttuso e nasce per forte volere della Presidente, della dottoressa Lina Urso, che da sempre mi sollecitava a costituire e a impegnare i soci dell'associazione stessa. A questo punto l'anno scorso abbiamo portato in scena Colapesce, ma la sfida maggiore è stata sostanzialmente quella di portare in scena attori, quindi componenti dell'associazione Guttuso, portarli in scena dove nessuno di loro avrebbe mai pensato di poter calcare il palcoscenico. Bene, la sfida mi è riuscita e devo dire che ora sono sollecitato da loro per dire: ora che finiamo questa, cosa c'è in cantiere? Quindi dico, sostanzialmente la soddisfazione è doppia, è per il centro Guttuso e per me personalmente, perché il teatro in quanto arte, in quanto stimolo della persona stessa, deve far sì che deve promuovere quelle che sono le attività culturali, quindi invitando alla lettura. E con questo voglio lanciare un messaggio ai giovani, che spesse volte sono distratti da mille altre argomentazioni, dalla tecnologia, che se ne fa buon uso, per carità, che ben venga, ma sostanzialmente oggi i ragazzi ne fanno cattivo uso, ne fanno abuso, distraendosi dalla vera argomentazione, che è la lettura, che è il modo l'approccio con la società, che oggi sostanzialmente è cambiato, che non c'è più lo sguardo, non c'è più la comunicazione mimica, non esiste più la postura, non esiste più, esiste solo il messaggio freddo, tecnico, che ovviamente non favorisce la costruzione del rapporto umano, ma bensì la crescita di una tecnologia che sicuramente ci porterà a sbattere.
Il Francesco di Palermo di Antonio Turco si aggiudica il premio come miglior film al Foggia Film Fest. C'è il servizio. All'interno della 9ª edizione del Foggia Film Festival, il giovane regista siciliano Antonio Turco si è aggiudicato il premio come miglior film nella sezione University Awards con il corto dal titolo Il Francesco di Palermo. Il regista, studente 22 anni di Mistretta, studia reportage audiovisivo presso il Centro Sperimentale di Cinematografia in Abruzzo. Varie riflessioni e creatività artistica hanno portato il giovane autore a realizzare un film sulla missione Speranza e Carità di Biagio Conte a Palermo. Il protagonista del film è lo stesso fondatore missionario laico che ha costituito la comunità nel 1991 nei locali dell'ex caserma dell'Aeronautica Militare in via Decollati a Palermo, tra la stazione centrale e il quartiere Brancaccio. La struttura oggi ospita più di 1000 persone provenienti da varie nazioni. L'attenzione è in favore dei più deboli che vengono accolti ricevendo non solo ospitalità ma soprattutto l'opportunità di imparare un mestiere che gli possa consentire di costruire un futuro migliore anche al di fuori della struttura. Il film racchiude la vita quotidiana all'interno della comunità. Al centro dell'opera 4 storie di rinascita in cui parte dei protagonisti, apprendendo un mestiere, ne hanno creato la propria professione e autonomia. Nel film si parla anche di Papa Francesco che nella sua visita pastorale del 15 settembre del 2018 a Palermo ha deciso di condividere il momento del pranzo con gli accolti della missione Speranza e Carità. Quando il Papa arriva nella missione, documenta il regista, Biagio è quasi incredulo di ciò che sta avvenendo e senza perdere tempo lo abbraccia. Dopo aver salutato tutte le persone presenti, il Santo Padre prende posto nella lunga tavolata preparata per l'occasione. L'immagine ricorda l'ultima cena di Leonardo, anche se gli accolti sono ben più di 12. Le riprese del film, prodotto dal Centro Sperimentale di Cinematografia, sede Abruzzo, sono durate da aprile a settembre del 2018. Queste le motivazioni della vittoria rilasciate dalla giuria, per la straordinaria focalità e la completezza narrativa che il film centra e per le tematiche difficili, umane e attuali che il film riesce a raccontare con grande sensibilità e coinvolgimento emotivo. Ci fermiamo adesso per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria. Tra poco vi aspetto. Erasmus, in arrivo 6 milioni a scuole e università della regione siciliana. I particolari nel servizio. Indire che ci consente di investire più di quanto non sia mai stato fatto sull'internazionalizzazione utilizzando sia i fondi regionali che quelli europei Erasmus Plus, ampliando significativamente le opportunità di mobilità all'estero dei giovani e dei docenti. Un'attenzione specifica sarà rivolta agli studenti meritevoli e disagiati per i quali sarà incrementato l'attuale valore economico delle borse di studio in modo da garantire ai giovani più promettenti pari opportunità di accesso ad esperienze internazionali. L'accordo è in linea con gli obiettivi definiti dalla Commissione europea per la realizzazione di uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025, inclusivo e capace di dare maggiori opportunità a chi si trova in situazione di svantaggio sociale, economico o geografico. Nell'ultimo biennio sono state assegnate in Sicilia 1768 borse di studio universitarie per progetti di mobilità nell'Unione Europea, coprendo circa il 60% delle richieste ed il 66% di quelle riferite a progetti extra Unione Europea. Altro obiettivo è migliorare l'attrattività delle università siciliane attraverso l'erogazione di contributi destinati a studenti stranieri che vogliono frequentare il sistema regionale di istruzione anche attraverso accordi di partnership con istituzioni formative estere. In tal senso specificazioni saranno dedicate ai paesi del sud del Mediterraneo anche con il supporto della rete delle agenzie Erasmus Mednet. Il progetto è destinato anche alle scuole superiori che in Sicilia già aderiscono a progetti di mobilità internazionale. La partecipazione degli istituti scolastici a iniziative di cooperazione didattica è superiore alla media italiana e riguarda partenariati strategici per l'innovazione e scambio di buone pratiche. Grazie all'intervento messo in campo dalla regione siciliana sarà insomma possibile incrementare le risorse a disposizione anche per migliorare la capacità di progettazione attraverso seminari formativi e il potenziamento del sistema e-twinning comunità delle scuole in Europa, che registra il più alto numero di insegnanti iscritti al programma, collocando la Sicilia al terzo posto in Italia. Sport, calcio, le novità che riguardano le squadre agrigentine che militano in eccellenza e promozione con Carmelo Lentini.
Come anticipato nell'edizione di ieri, Giovanni Taormina è un nuovo calciatore dell'Akragas ed è stato presentato alla stampa nei locali dello Stadio Seneto. Contro il Geraci ci sarà, sicuramente, ma per un giocatore che arriva ce n'è un altro che fa le valigie. Si tratta del centrocampista palermitano Bartolomeo Caronia, che in stagione aveva segnato 4 reti in biancazzurro ed approda al Mazzara. Per lui si tratta di un ritorno in maglia canarina e proprio ieri è stato presentato nella città marinara del Trapanese, insieme ai nuovi arrivati il portiere Iacono, Giardina, Erbini e Paladino. Ritornando al Geraci, la compagine maddonita è allenata da Claudio Grimaudo ed è l'attuale terza forza del campionato, appena 2 punti sotto l'Akragas. In stagione ha ottenuto 7 vittorie, 2 sconfitte e 3 pareggi ed il suo migliore marcatore è Gioacchino Serio con 4 reti, seguito a ruota da Alessio Grimaudo con 3. È una delle squadre meglio attrezzate del girone ed applica un gioco aperto e molto veloce. Tra le fila del Geraci spicca un ex biancazzurro, il difensore Rosario Chiassesi, la scorsa stagione in forza all'Akragas di Giovanni Falsone. La gara del Seneto verrà diretta da Guido Jacopetti di Pistoia, assistenti Cristiano Tina di Siracusa e Rosario Blanco di Acireale. Se si guarda all'Esseneto con particolare attenzione, anche a Ravanusa, dove saranno in scena Canicati e Dattilo, c'è molta curiosità su ciò che potrà maturare alla fine dei 90 minuti. Il Canicati vuole vincere per accorciare la classifica. Il Dattilo invece non vuole perdere l'imbattibilità stagionale e naturalmente la prima posizione. In l'altra Agrigentina, infine la Pro Favara, sfiderà fuori casa il Castellammare, squadra scorbutica e combattiva. Sulla strada dell'Akragas è una squadra che si trova sotto 2 punti, una squadra molto tecnica, qualcuno dice che è anche superiore all'attuale capolista Dattilo. Tu che ne pensi? Beh, sono tanti punti di vista, tutti apprezzabili, tutti rispettabilissimi. Sta di fatto che è una buonissima squadra, non a caso si trova lì. Vero è che loro dichiarano che non hanno fatto squadra a vincere perché si devono consolidare, ma potrebbe anche essere una bugia. Una squadra che si trova lì, il piacere viene mangiando, si dice, no? Quindi loro, a parte che sono veramente una squadra strutturata in tutte le parti, va rispettata. Noi siamo al secondo posto, quindi non dico che esprimiamo qualcosa di più perché sarebbe sbagliato pensarlo, però noi dobbiamo rifarci da queste prestazioni che sono state al di sotto delle nostre possibilità, senza nessun dubbio. Ci sono delle motivazioni importanti, perché poi i campi che sono stati piccoli, quello battuto, ci hanno trovato difficoltà, ma non sono assolutamente giustificazioni. Noi abbiamo qualche carenza nostra personale all'interno del gruppo, che non sono in questo momento a cercare giustificazione, perché potrebbe essere un'analisi sbagliata nei confronti di una partita che dobbiamo andare ad agguantare, ad affare, a prepararla come abbiamo fatto tutta la settimana per poterla assolutamente vincere. Quindi, però qualche problematica all'interno del gruppo c'è, non psicologicamente, ma qualche piccola carenza, che c'è qualcuno che ha bisogno di ritrovare la giusta lena, quantomeno. E questo non è giustificato, io non giustifico assolutamente le prestazioni, però ora abbiamo 2 gare in casa, con la prima e con la terza, ci si presenta un'occasione su un terreno, speriamo che continui a essere così buone giornate per poter essere consolidato come suolo, e così nello stesso tempo potremmo consolidare noi con qualche risultato importante che secondo me questa squadra merita di fare, perché le caratteristiche ci sono tutte, non abbiamo bisogno di stravolgere squadra. Ho sentito parlare di mercati eccezionali, la squadra secondo me è buona così com'è, ha solo bisogno di arrivare a un equilibrio generale. Se noi troviamo l'equilibrio generale per poter poi buttare le basi di come vogliamo, di quello che vogliamo fare in campo, diventa tutto molto più facile, perché gente esperta e di qualità onestamente ce n'è. È arrivato Taormina, un giudizio su questo giocatore, se lo conoscevate prima? Sì, lo conoscevo, non benissimo, però Giovanni si è fatto conoscere nel giro di 24 ore, perché le caratteristiche sono simili a Giovanni Biondo, un po' più attaccante di Giovanni Biondo,
però in linea di massima si chiamano tutti e due Giovanni, hanno più o meno lo stesso ruolo opposto, quindi li possiamo far giocare incrociati col piede opposto o viceversa. Sono due giocatori che si adeguano, che possono essere importanti per il nostro centravanti, che ha bisogno di questi rapidi, vicini per fare scambio di gioco, per fare la giocata di qualità, e quindi secondo me non possiamo fare a meno di migliorare un pochettino. Finalmente arrivi all'Agragas, perché molte volte sei stato sul punto di vestire la maglia biancazzurra, però per un motivo o per un altro non è successo niente. Sì. Adesso ci sono le condizioni. Sì, finalmente è arrivato il momento, diciamo, di poter dimostrare nella squadra della mia città, alla fine, dove sono nato, di dimostrare il valore in casa, perché fuori già ci sono stato abbastanza, era un mio desiderio avvicinarmi a casa e giocare con la maglia della mia città, e sono contento di essere qua. E qui ad Agrigento trovi una squadra nuova e compagni nuovi. Come ti ci trovi in questa prima settimana di allenamenti? Tanti miei compagni li conoscevo già, perché abbiamo avuto la fortuna già di giocare insieme in altre piazze. Con tanti quelli che ho conosciuto adesso e quelli nuovi mi trovo benissimo, c'è un grande gruppo, ho trovato una società organizzatissima, una società che ha fame di cambiare e di ritornare a quella che era fino a poco tempo fa. Noi ce la metteremo tutta, e questo gruppo ha tutte le caratteristiche per andare a fare un grande finale di campionato. Il tuo ruolo è quello di esterno? Sì, io, come tu ben sai, dato che mi seguivi, sono nato terzino tanti anni fa, stiamo parlando un 15 anni fa e passa. Poi sono stato spostato nelle parti offensive, dove ho sempre fatto bene e mi sto trovando bene, specialmente in questa categoria. In promozione il capolista Casteltermini ospiterà il Bagheria, ex squadra dell'attuale tecnico Pino La Bianca. La squadra agrigentina sembra essere intenzionata a proseguire sulla strada della positività e chiaramente i tifosi sognano ad occhi aperti. Anche l'Unitas Sciacca, sotto appena un punto dal Casteltermini, gioca al Gurrera ospitando la Mazzarese, attuale quarta forza del campionato. Sul neutro di Raffadali l'Empedoclina se la vedrà con il Casteldaccia, sotto di un punto dalla compagine Granata. Giocano fuori casa le altre due agrigentine, la Gattoparda all'Ascari, che si trova a pochi chilometri da Cifalù, il Camarat a Caltanissetta contro la Nissa. E concludiamo con una notizia proveniente da Alconi. Venerdì prossimo 13 dicembre alle ore 16:30 presso l'Auditorio Omme Rosario Livatino del Polo Universitario di Agrigento si svolgerà la manifestazione Festa dello Sport, cerimonia per la consegna delle onorificenze conferite dalla Presidenza Nazionale Coni e dei Premi Coni provinciali. Saranno premiati atleti, tecnici e dirigenti che si sono distinti durante la stagione sportiva appena conclusa. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend. A presto.